Il primo congresso scientifico dedicato alla gestione sanitaria di una squadra di pallacanestro professionistica. Una giornata di aggiornamento e di confronto tra professionisti delle società di Serie A del settore, promosso i giorni scorsi dall'Umana Reyer a Mogliano Veneto. Un primo evento strategico e importante, sia per dimostrare come una società etica come certificata Reyer abbia fatto un passo avanti in un concetto culturale che probabilmente mancava nel mondo del basket. Obiettivo: offrire una panoramica a 360 gradi sulla gestione dell'atleta al giorno d'oggi. Reyer è cresciuta negli ultimi anni, a mio avviso, perché è cresciuta nei servizi. La parte sanitaria è un servizio, quindi migliorare il servizio vuol dire migliorare anche il risultato sportivo. Senza servizio di alto livello, ma può essere il servizio sanitario che è fondamentale, ma tutti i servizi che stanno all'interno di una società professionistica garantiscono poi la più alta probabilità di avere un risultato sportivo. Al corso hanno preso parte un'ottantina di esponenti di tutte le professioni interessate nella gestione di un team. Ha la fortuna di coinvolgere tantissimi professionisti, oltre ai medici dello sport, anche fisioterapisti, preparatori e tutte le figure che girano intorno e che sono essenziali, magari si vedono meno, il grande pubblico li conosce meno, ma sono essenziali nella squadra, gli psicologi, i nutrizionisti, quindi credo che questo sia una grande possibilità di incontrarci tutti insieme, di discutere e di imparare.